Input è pronto per il calcio d'inizio di questa partita. Nel frattempo partita iniziata e subito vi facciamo vedere comunque anche la formazione del Castrovillari con lo schieramento in campo voluto dal tecnico Carmine Pugliese, ma la partita ovviamente ha il sopravvento rispetto alle nostre grafiche che raccontano invece la formazione rossonera con un tentativo di lancio in avanti. Attenzione alla velocità, Carlo Breve sugli esterni di questa formazione, di questa squadra, dove ovviamente l'età è comunque particolarmente bassa, siamo intorno ai 22 anni come media, ma occhio a Longo, occhio a Trovato, occhio ovviamente a Cosenza. In questo momento c'è stato un attacco alla profondità importante con un lancio in verticale, si è trovato un po' spiazzato fuori posizione Castellini, però meno male abbiamo rimediato, la palla non è arrivata bene perché è arrivata sulle spalle di Longo. Forchignone, limite alla rigore, si porta a spasso il pallone, prova ad accentrare per il sinistro, applausi per lui. Questo ragazzo marca se stesso, a volte ha una velocità di esecuzione, soprattutto una fisicità. La chiusura di Giuseppe Rizzo, il vice capitano di questa squadra. Applausi per il centrocampista della Catania, che adesso si defila con Rapisarda che chiama lo schema, preferisce invece servire Forchignone. Siamo lungo l'out di destra del campo, alleggerimento per Lodi, l'apertura per Lodi, lo scambio sullo stretto, Lodi con il sinistro lo ciabatta male, però recupera comunque il Catania sull'altro fronte con De Luca il controllo, il dribbling sullo stretto, preferisce alleggerire ancora una volta per il numero 10 la formazione rossazzurra, lo scambio in verticale, la verticalizzazione che comunque è chiusa da stranieri. I due centrali sono Moi e Stranieri, palla che si perde sull'altro fronte del campo con una colonna sonora che, così come sentite dallo stadio Angelo Massimino, replica i migliori momenti del calcio importante qui alla struttura dove è la culla della Catania. Giovanni Ferraro, le immagini per lui, lo scambio con la Pisarda. Nel frattempo però sul campo la Catania prova le triangolazioni con Rizzo che non riceve, pallone perso, ma si gioca praticamente ad un fronte, quello offensivo della Catania. Di minuti ne sono trascorsi 2 con Lodi, lo stop di petto, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, alleggerito all'indietro per Lorenzini, l'apertura per Castellini che avanza, palla al piede, lo scambio con Lodi, verticalizzazione di Lodi a cercare Rapisarda, il controllo di Rapisarda col destro, poi il piattone all'interno della rigore, allontanato nella terra dove non può raggiungere comunque il numero 5 della formazione rossazzurra, recuperato in extremis. Attenzione, Salao prova il sinistro, la deviazione da parte di Stranieri, è il primo calcio d'angolo di questa partita. Carlo. Sì, poco fa è stato molto pericoloso il Castrovillari, però ha ripreso in pugno la partita il Catania, sta attuando un buon forcing, siamo nei minuti iniziali e speriamo bene. Lodi dalla bandierina, siamo sul fronte offensivo di destra rispetto al movimento della Catania, lo spiovente sul secondo palo, ancora una volta buona nel senso della posizione di Stranieri, giocatore che arriva dalla Bisceglie, trascorsi anche a Nardò, controtraversone a sinistra da parte di Castellini, palla rispedita nuovamente al mittente oltre la linea dell'out. Si riprenderà nuovamente con una rimessa con le mani, è proprio Castellini che si occupa della ripresa delle operazioni di gioco, si fa vedere al centro del rigore Forchignone, invece recupera Lodi di testa, lo alzano, secondo calcio d'angolo che batte il Catania dopo il movimento di Sarao che mette in ambasce l'ottimo Stranieri, finora sempre presente. Rapisarda spiove il pallone in area di rigore, Castellini lo recupera, lo addomestica, prova la battuta di sinistro, lo perde però il tempo, poi sporco, il pallone raggiunge Lorenzini con calma dalle parti di Betters, iniziato così con un accenno di velocità il Castrovillari, poi ripiegato all'indietro, il fraseggio corto, attenzione Somma, si fa molto vedere bene comunque... nei primi minuti sicuramente De Luca, vivace, ha creato due situazioni interessanti e siamo arrivati 2 volte a battere un corner. Sbaglia Rizzo, prova il tiro dritto per dritto, raso terra
pallone che viene però addomesticato dai giocatori del Castrovillari, che provano a scavalcare la linea di centrocampo con lanci lunghi. Da quelle parti si passa male, si ritorna invece da Cosenza, capitano, metronomo di questa squadra, un buon destro, però stavolta raccoglie direttamente il piazzamento di Lorenzini. Con calma, troppa probabilmente quella di Rapisarda, la chiusura perentoria su di lui da parte di Capristo, all'indietro per Somma, Lorenzini, c'è Lodi che parte dal basso, lo scambio stavolta dopo il velo da parte di Rapisarda, raggiunge Forchignone, Forchignone salta l'uomo, va in secondo dribbling, stavolta gli mettono le spalle e Marco Carli direi che è pronto per una nostra prima lettura della partita da bordo campo. Intanto ti dico, Angelo, che Ferraro, e come al solito ovviamente lo vedete anche voi, al limite della sua area tecnica, con il suo inseparabile cronometro, che già ti dico ha guardato 2 o 3 volte, considerando che siamo proprio all'inizio della partita, diciamo che è proprio inseparabile questo cronometro. Nessun pericolo per il Catania in questo caso. Poi ti dico una notazione anche tattica: le due mezzali del Castrovillari, Capristo e Trovato, sono in realtà 2 giocatori che spesso e volentieri vengono impiegati come esterni d'attacco, per cui è un Castrovillari a trazione anteriore, se così si può dire. Il giocatore che più di tutti è un centrocampista vero è Cosenza, fra i 3 che giocano a centrocampo oggi. Ha ragione, perché Capristo di scuola fa praticamente l'ala sinistra, gioca anche a destra come in questa circostanza, ma nasce anche come seconda punta, tutt'altro che un interno di centrocampo. È un giocatore che si muove in posizione anche più avanzata. C'è Lodi, lo scambio in mezzo con Trovato che gli ruba il tempo all'indietro per Cosenza, con al solito la cabina di regia da una parte e dall'altra, intuisce tutto Ciccio Lodi, gioca indietro, spalle alla porta Sarao, troppo lungo, profondo il tentativo di cogliere il movimento di Giuseppe De Luca, troppo decentrato. Carlo. Per quanto riguarda il Castrovillari, poco fa abbiamo menzionato De Luca del Catania, ma ha iniziato molto bene Bonfiglio, giocatore interessantissimo, attacca molto bene la profondità, sa tirarsi indietro e con i suoi tagli può mettere in difficoltà la difesa del Catania. È stato l'autore della lunga galoppata che da centrocampo lo ha portato sulla 3/4, il numero 7 che nasce dalle giovanili del Cosenza prima di approdare qui con il Castrovillari, giocatore ancora una volta che è una seconda punta più che una mezzala, è un atleta che ha provato un taglio, poi con l'interno del destro il pallone è troppo in verticale. Catania è in possesso di palla, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, lo raccoglie Lodi con calma, stavolta con lo stop da parte di Rizzo, lo scambio a distanza ravvicinata con Rapisarda, ancora una volta Rapisarda domestica il pallone con la punta dei tacchetti, poi prova la giocata per Forchignone, anzi no scusatemi, per De Luca, che si è trovato nell'altra posizione, si è scambiato, è andato a raddoppiare sull'auto di destra del campo per creare proprio quella tipo di superiorità che tanto care ai tecnici che sviluppano il 4-3, giusto Carlo? Esatto, molto bravo De Luca a entrare dentro il campo, a non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Lo vedo molto pimpante, vivace, sta cercando la migliore condizione, sicuramente può e deve essere il valore aggiunto di questa squadra. De Luca è un giocatore che, a differenza di Sarao, che può andare a creargli lo spazio, portarsi a spasso 2 uomini, nel frattempo solita giocata su Rapisarda, doppio passo di Rapisarda, il traversone che fiova all'area di rigore, incredibile, la girata e il non gol, perché la palla si va a perdere sul palo del Castrovillari, ma mi è parso che ci sia stato anche un fallo di mano incredibile, con le proteste da parte del pubblico di Catania. Ma rivedremo questa azione che ha condotto comunque il Catania vicinissimo alla marcatura, da rivedere ovviamente alla Moviola, perché francamente la sensazione che abbiamo avuto era di diversa lettura rispetto a quella del direttore di gara. Attenzione,
Castrovillari, versante di sinistra del campo, con la possibilità, riguardiamo questa azione che ha praticamente, prima non siamo tornati nuovamente con le immagini in diretta. C'è stata proprio una situazione classica del 4-3 con Capristo che si è aperto molto sulla fascia, e l'attaccante invece Longo che è entrato dentro al campo. Meno male che non è arrivato Capristo, poteva creare una situazione pericolosa. Catania sta facendo molto bene sull'auto di destra. Rapisarda prova stavolta il destro, palla alta, dove i collegamenti tra Rapisarda, Vitale e Forchignone stanno funzionando abbastanza bene, e Rizzo e Forchignone stanno andando abbastanza bene. Guardate, Rapisarda, il pallone che è sbevuto all'interno dell'area di rigore, e questo gli è parso comunque un controllo di mani da parte il VAR, probabilmente di Mirko Moi, e si assegnava il rigore. Secondo me c'erano tutti gli estremi per concedere il calcio di rigore. Le mani di Moi sono state evidentissime, anche se il pallone è stato giocato con toccato con un movimento anche quasi naturale, ma mani troppo larghe. Attenzione alle incursioni di Quintiliano Bonfiglio, ma quello era calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Ottimo era stato il tiro, l'appoggio al centro da parte di Rapisarda. Forchignone cambia gioco sull'altra sponda del campo, il movimento a rientrare, palla alta con Rizzo Lodi. I due dialogano come al solito. Forchignone si fa vedere sull'auto di destra, mette la palla al centro, non ci arriva però De Luca. Pronto l'intervento dei centrali difensivi, ed è un Catania che sviluppa il maggior numero di azioni sulla versante di destra. Piede caldo quello di Francesco Rapisarda, classe 92, piede caldo anche quello di Forchignone. Il 5 rosso-azzurro, manco a dirlo, Rapisarda mette al centro, Moi e stranieri allontanano, ma Moi autore di un fallo di mani. Adesso ce n'è un altro che finalmente l'arbitro punisce con un calcio di punizione a favore della Catania. Capristo targato il braccio, e adesso quello veniale l'arbitro lo fischia, quello da calcio di rigore al 9 minuto. Tutto quanto da rivedere, ma attenzione perché questa è la posizione, è una delle mattonelle di Francesco Lodi. Siamo 5,5 metri distanti dalla linea che demarca l'area di rigore, con la distanza che l'arbitro fa rispettare. Non abbiamo le bombolette che delimitano i punti iniziali, tant'è vero che i giocatori del Castrovillari nel frattempo hanno guadagnato 1 metro, ma c'è Francesco Lodi pronto con il piede sinistro, batte quel calcio di punizione che potrebbe beffare chiunque. Stavolta però si infrange sulla traversa, in seconda battuta lo recupera Rizzo. Il controllo di Rizzo stavolta cambia gioco sulla versante di sinistra, sbaglia però per una posizione comunque regolare, giustamente fischiata. E Marco Cardi ci racconta da bordo campo questi primi 13 minuti di partita. Ti racconto soprattutto la reazione della panchina al probabile rigore non fischiato al Catania. Ti dico che anche da qui il tocco di mano è apparso netto. Calcio di rigore tutta la vita. Esatto, e così hanno pensato anche dalla panchina. Subito di primo acchito si è alzata tutta la panchina del Catania a protestare per questa decisione, anzi per questa non decisione dell'arbitro. Per quanto riguarda la Pisarda, ti dico che spesso e volentieri viene invitato proprio da Zeoli a proporsi, a tagliare, e da lì, subito dopo l'invito di Zeoli, 20 secondi dopo, è nato il cross che poi ha portato al fallo di mano non fischiato dall'arbitro. Si lotta a centrocampo, stavolta ha trovato lo scambio a destra, si fa vedere più avanti Bonfiglio, attenzione, potrebbe raccogliere, prima invece la palla passa per Cosenza. Tutto indietro il Catania, hanno guadagnato una ventina di metri i giocatori della Castrovillari. Solita apertura per Bonfiglio, il tocco per Cosenza, lo scambio, l'1-2, attenzione perché c'è una parata incredibile da parte di Betters. Molto attenti perché questa è una squadra che gioca palla a terra e ha i concetti del 4-3 fatti molto bene, quindi sono gli attaccanti rapidissimi, sono entrati nel cuore della difesa
giocando a un tocco, e quindi bisogna stare veramente molto attenti a questa squadra. Bonfiglio è stato davvero portato a tu per tu con il suggerimento di Cosenza, che ha giocato di prima intenzione e poi forse una deviazione aveva consentito proprio a Bonfiglio di presentarsi davanti a Beters, che è stato bravissimo nell'intervento. Sull'altro fronte ci prova invece il Catania con Sarau all'interno dell'area di rigore. Castellini che si era proposto sulla sinistra, non però imbuca, il Catania rimbalza in una barriera particolarmente gremita e soprattutto con una linea difensiva finora particolarmente attenta. Moie e Stranieri stanno facendo una bella partita, ovviamente tutti ci tengono a fare bella figura quando si tratta della Catania, ma davvero il Catania al minuto 13° corso un pericolo non indifferente, l'uscita di Caruso, esperto estremo difensore classe 1999. 3 passaggi, sono già nella metà campo del Catania, è uscito Beters, bravissimo, con i piedi, Beters, molto attento, stare giocatore molto alto e a uscire in una situazione di grande pericolo. Ci siamo fatti trovare scoperti sul calcio d'angolo a nostro favore, La non ragione c'erano le Capristo. marcature preventive, e quindi più attenzione soprattutto quando siamo in fase di possesso. Se perdiamo palla loro sono molto bravi a ripartire. 2 passaggi e si trovano già nella metà campo della Catania che ne deve fare molti di più per trovare la verticalizzazione efficace, a meno che non si raggiungano i piedi Bravo. di Michele Forchignone. La Bella girata giocata. di Forchignone, che bravo giocatore, che bella giocata. Grandi qualità fisiche importantissime, una forza veramente importante, deve migliorare dal punto di vista tecnico. Quando migliorerà diventerà un giocatore sicuramente di categoria superiore. Ragazzi, sta giocando dai dilettanti, Carlo, mica sta giocando ed è un ragazzo che è classe 2003, grandi potenzialità comunque per questo atleta, che reputo si sia candidato per una maglia da titolare in buona parte di queste partite. Nel frattempo però buona il possesso da parte della Castrovillari, con Moi, l'autore di quel colpo da cestista, no, anzi da pallavolista, quasi un backer, quello suo all'interno della rigore. Era il 9° minuto dall'inizio di questa partita, l'arbitro ha lasciato correre, non ha visto assolutamente nulla. Speriamo che, insomma, perché se avessi interpretato come involontario quel fallo ci sarebbe davvero tantissimo da ridire. Si riparte da Rizzo con una Catania che, quando deve ragionare e quando deve oltrepassare gli limiti del campo, gioca sempre a 2 tocchi, e questo probabilmente è una delle ragioni per cui nel frattempo c'è calcio d'angolo, perché arrivano le spalle di Brignola, la palla, la solita giocata di Rapisarda sull'auto di destro, e il calcio d'angolo, manco a dirlo, lo batte Francesco Lodi. Catania, quando deve costruire l'azione, lo fa quasi mai finora giocando di prima intenzione. Sarà questo uno dei motivi per cui il tecnico Giovanni Ferraro dice siamo ancora al 70%, e quindi consente alle squadre avversarie, nella fattispecie al Castrovillari, che è una formazione che si difende con grandissimo ordine, di chiudere tutti gli spazi. Francesco Lodi sul primo palo, c'è la ragione, lo allontana di testa, poi il controllo e il colpo di testa e la giocata poi in recupero della Catania, ma poco da fare. Deve rientrare nuovamente Rapisarda, che corre chilometri su chilometri. Finora comunque nessun intervento da parte di Leonardo Caruso, estremo difensore della Castrovillari. Invece Beters, che bravo, al minuto 16° ha praticamente rubato il tempo agli avversari, uscendo davvero molto bene. Sarao, lo chiudono, poi Rizzo, c'è un fallo ma l'arbitro lascia correre perché il possesso palla continua ad essere della Catania. Rapisarda, Lodi, sottofondo con i tifosi che forse non apprezzano moltissimo questo lancio di Lodi. Trovato, capisce le intenzioni dell'avversario, si trova lì, in ottima la sua posizione, e quindi
troppo facile chiudere, rinunciano al pressing i giocatori del Catania e quindi se la prendono comoda i rossoneri del Castrovillari. Palla all'indietro per Leonardo Caruso, solita apertura sulla versante di destra in quell'elastico dove spesso si fa vedere Bonfiglio insieme ad Anzillotta, poi stranieri, nessuno pressa, è breve. Sì, diciamo che loro hanno un buon impianto di gioco, sono venuti qui per giocarsi la partita senza timore reverenziale. Catania deve alzare un po' i ritmi, deve aggredire di più nella fase di non possesso. Ecco, loro hanno un ottimo impianto di gioco, ci stanno mettendo in Attenzione, difficoltà. sulla versante di destra si era fatto vedere Longo all'interno del rigore, la giocata Bonfiglio. di Bonfiglio. Come al solito questo ragazzo, ne abbiamo parlato proprio in apertura del nostro collegamento, guadagna un calcio d'angolo il Castrovillari, lo batte trovato dalla bandierina di destra proprio sotto la tribunetta dove sono... Il Catania marca zona nei calci piazzati, quindi Sì. c'è questo castello fatto da 4 uomini sulla prima linea e 3 sulla seconda. Pallone che spiova all'interno del rigore, non lo prende nessuno, una serie di tocchi chiedono la concessione di un calcio di rigore per un intervento di Lorenzini, ma non c'è nulla e quindi si continua a giocare, ma ovviamente inquadratura per Bonfiglio, Quintiliano Bonfiglio, classe 2003, giocatore che comunque finora sta infastidendo e non poco, e probabilmente bisognerebbe mettere un argine lì in prima battuta in mezzo al campo piuttosto che aspettarselo all'indietro con Castellini che se lo vede sbucare all'ultimo istante. Breve. Castellini deve essere supportato al lavoro di Vitale, che oggi un tantino più in ombra rispetto a mercoledì, e ci deve essere un'adeguata copertura pure di Lorenzini, perché quello è la zona più nevralgica nella quale loro riescono a infilarsi bene. Ecco. Hanno i tempi giusti, questo ragazzo ha pure la velocità giusta e taglia molto bene il campo e ci sta mettendo in difficoltà. Giocatore che nasce nelle giovanili alla Fiorentina, no? E poi passato all'Under 19, tornato proprio a Firenze in prima squadra, passato all'Albino Leffe, tornato alla Fiorentina, ragazzo che ha qualità e stoffa per poter dare qualcosa. Ci riferivamo ovviamente ad un altro dei giocatori più rappresentativi del Castrovillari, che è Mattia Trovato, con Bonfiglio che invece è un giocatore che nasce proprio a Cosenza, con poi l'arrivo alle giovanili del Cosenza e all'Under 19. Marco Carli. Mi riferisco, Angelo, a quello che diceva Carlo Breve poco fa sull'atteggiamento del Catania, perché subito dopo l'occasionissima di Bonofiglio con la parata di Beters dalla panchina è arrivato chiaro l'invito, più una sveglia suonava per i giocatori del Catania a interpretare al meglio questa partita, perché il Castrovillari si rende sicuramente pericoloso e, come dicevate voi in sede di commento, è tutta gente che sa usare i piedi, forse anche le due mezzali che dicevamo in precedenza, che sono in realtà due esterni d'attacco che si sanno bene inserire e dunque si rendono pericolosi. Già Michele Zeoli più volte si è fatto sentire con i ragazzi per farli svegliare un po'. Eh sì, abbiamo parlato parecchio di Bonofiglio mentre si gioca a ridosso dell'area di rigore del Castrovillari, quando il Catania ha provato a girare con Forchignone, nulla di fatto, ma riparte proprio da Quintiliano Bonofiglio con stavolta l'anticipo su di lui. L'arbitro ferma il gioco, comanda un calcio di punizione perché Castellini va a rovinare sul portatore di palla, poi Vitale arriva con il tackle lungo, calcio di punizione che batte il Castrovillari. Ok, movimenti di Longo che parte in posizione decentrata, poi si scambia invece la posizione con Quintiliano Bonofiglio, che invece sembra adesso essere stato spostato più al centro del fronte offensivo. Bonofiglio è diventato riferimento centrale, partiva prima quasi esclusivamente largo sul fronte di destra, ha cambiato qualcosa Carmine Pugliese, l'ho visto particolarmente
in No, partita. Angelo, No, questo è un giocatore eclettico e già nella prima situazione di gioco si è tirato fuori e ha messo quella palla lui in verticale per il taglio dell'altro attaccante esterno di Longo, quindi è un giocatore che sa stare in più situazioni del campo, non è prevedibile, quindi ce lo possiamo trovare al centro lo stesso e volentieri. lui è abbastanza bravo a tirarsi fuori e a far entrare gli altri, quindi giocatore che nonostante la giovanissima età ha inculcato proprio dei dettami tattici importanti per interpretare quel ruolo. Sì, classe 2003 per Quintiliano, mentre attenzione c'è il Catania in possesso di palla, Sarao sempre il raddoppio di marcatura su di lui, Lodi, lo scambio per Rapisarda, mette il pallone al centro Rapisarda, poi ci può provare ancora il Catania, siamo sul versante offensivo di destra con Castellini chiamato a girarsi, limite della rigore, Francesco Lodi arriva, pianta il piede, il pallone si alza. Sicuramente è una trama importante perché siamo arrivati con tanti giocatori dentro area e questo è importante, accompagnare l'azione, essere sempre molto alti e avere stiamo riguardando nel frattempo. Una buona predisposizione a stare in 4, in 5 dentro l'area avversaria. Il tocco di Lodi che non è stato dei più felici per quanto riguarda, lui oggi il piede non ce l'ha caldissimo, quantomeno perché andava a calciare di destro, quindi non è il suo piede, gli viene più complicato. Buona la giocata di Rapisarda anche in questa circostanza, quanti chilometri sta correndo, numero 5 della formazione rossazzurra, peccato che finora comunque non abbia avuto particolarmente efficacia la trama offensiva del Catania, invece in due circostanze più pericoloso sicuramente il Castrovillari, ma pende sul risultato di 0-0 l'errore del direttore di gara quando non ha concesso il calcio di rigore a favore della Catania. All'interno non c'è pressione, Brignola riesce a liberare, ritorna il Catania, c'è la pressione alla formazione rossazzurra con la possibilità per un dribbling sullo stretto con Lodi, gli rubano il pallone dai piedi, glielo sradicano praticamente Ravitale che aveva la possibilità di andare a girare con il piede mancino, ha preferito alleggerire Lodi, Lodi ha perso palla e quindi ripartono i giocatori del Castrovillari che ci provano con una giocata dalla distanza, il pallone che comunque si perde alto sulla traversa, non altissimo ma giocatore comunque giocata particolarmente significativa, mentre c'è un infortunio tra le fila del Castrovillari, vedremo che cosa succede. Da evidenziare, Angelo, sì, nelle ultime due ripartenze del Castrovillari non hanno accompagnato con molti uomini l'azione d'attacco, quindi possiamo ben sperare che magari anche loro dal punto di vista fisico non siano al meglio della condizione, anche se finora hanno tenuto benissimo il campo, ma ripeto, nelle ultime due situazioni che erano due situazioni di ripartenza 3 contro 3 non hanno accompagnato molto con gli altri centrocampisti. Che starà dicendo c'era sempre un uomo, Carmine Pugliese ai suoi giocatori? No, Carli, c'è il tecnico del Castrovillari, nel frattempo comunque non mi pare sia nulla di particolarmente serio e grave per il giocatore del Castrovillari. C'è Pugliese che sta parlando un po' con i giocatori della difesa, poi si è attardato un attimo di più con Longo, Anzilotta si è rialzato, non ci sono stati grandi traumi per il numero 78 della formazione rossonera e si fanno sentire giustamente i tifosi della Catania, mentre sull'altra panchina Marco c'è Ferraro. Cosa ha detto Rapisarda? Allora, Ferraro che sta chiaramente parlando sempre con Rapisarda, perché il Catania, lo sappiamo, ama far partire la propria azione da destra, dunque Rapisarda diventa un fattore importantissimo per il Catania. Prima mi dicevi il confronto invece fra l'allenatore del Castrovillari e la sua squadra, intanto a te? Sarao sbaglia praticamente il tempo e anche la misura dell'appoggio, non bisogna perdere questi palloni in maniera così inefficace, rischiamo di fare chilometri come quelli che ha provato a percorrere prima De Luca su un lancio troppo lungo, poi lo spioventa all'interno di rigore con Sarao che aveva comunque tutto il tempo
per poter amministrare quel pallone, ha preferito invece giocarlo all'indietro, occhi chiusi, affari spenti, non lo ha raccolto nessuno. Sarao viene trattenuto dalla maglia, c'è il vantaggio per il Catania all'interno della rigore, prova la scivolata Sarao, Pietro Stranieri gioca come sa e come può, una bella lotta, sono due colossi, sì. Anche Stranieri riesce a reggere bene la fisicità di Sarao. Rispetto alla partita scorsa stiamo giocando un po' meno con Rizzo e con Vitale, ecco, dobbiamo cercare di coinvolgerli di più nella fase di possesso per creare delle situazioni che possono mettere in difficoltà il Castrovillari. C'è Francesco Lodi che è pronto alla ripresa delle operazioni di gioco, ma prima c'è un altro infortunio tra le fila della Castrovillari. C'è Moi, problemi probabilmente muscolari per lui, ma nulla di particolarmente serio. Si perde ancora del tempo importante, mentre il Catania deve cercare di rendersi particolarmente efficace. Dalla bandierina di sinistra pronto Francesco Lodi, pressione territoriale anche sui corner della Catania, ma diciamolo chiaramente, finora Leonardo Caruso non ha dovuto sfoderare nessun tipo di intervento e siamo giunti ormai alla mezz'ora trascorsa da 1 minuto e 21 secondi. Il risultato è fermo sullo 0-0. C'è Lodi, la battuta stavolta ci prova con il destro Rizzo. Sì, uno schema sicuramente provato in allenamento, che poteva dare dei frutti migliori. Purtroppo il lancio di Lodi è andato a finire un po' sul sinistro di Rizzo, che ha dovuto fare una torsione per andare a calciare col destro, però era stata preparata molto bene questa situazione. Su Sarao ci sono sempre ormai le marcature dei migliori difensori delle formazioni avversarie, ci mette ancora mestiere Stranieri, stavolta meriterebbe il cartellino giallo per tutte le volte che Stranieri, ex Brindisi e Nardò, quindi giocatore di categoria, uno che conosce benissimo quelle che sono queste categorie e questi campi, si difende quando può con le mani e con i piedi. Non è stato lui però l'autore della deviazione di mani all'interno del rigore prima al 9 minuto, perché è stato Moi, ma Stranieri va davvero a marcatura uomo dall'inizio del primo minuto di questa partita sulla posizione di Manuel Sarao, sempre più importante nell'ottica comunque di liberare gli slot per i compagni di squadra, meno efficace finora in termini di realizzazione. È un sacrificio necessario. Ma sono le sue caratteristiche. Scusami Carlo, Lodi il sinistro, la palla che stavolta viene ribattuta dalla barriera, poi in seconda battuta Lorenzini, il palo incredibile di Lorenzini che aveva raccolto il pallone sulla respinta corta della difesa avversaria, e qui si sveglia un po' il Catania dopo che Lodi si era visto ribattere il calcio di punizione dalla barriera, una serie di rimpalli, poi il gioco un po' casuale, però si è vista veramente in questo momento la forza e la cattiveria dei ragazzi ad andare a prendere la seconda palla, e abbiamo sfiorato il gol, ecco. 33esimo minuto con Lorenzini e il suo palo. Rapisarda invece come al solito sul fronte offensivo di destra, pallone che sorvola però è tutta quanta l'area di rigore, raccoglie Lodi, il solito appoggio, il tentativo di imbeccare ancora una volta Rapisarda, molto però ripetuta l'azione del Catania. Hanno preso un po' le misure, loro sono molto coperti, riescono a fare bene il filtro con le due mezze ali che fanno bene entrambe le fasi, e quindi stiamo rivedendo nel frattempo proprio il calcio di punizione, gli sviluppi. Poi Lorenzini si aggiusta il pallone, la girata con la sinistra, il pallone che va praticamente a piombare sulla base del palo. Peccato, meritava probabilmente miglior sorte. Attenzione però, perché nel frattempo si sviluppa l'azione per il Castrovillari. Ci muoviamo lungo il versante di destra con Bonofiglio, il solito movimento del numero 7, stavolta pallone all'interno dove recupera Cosenza la posizione, anche la possibilità di andare al lancio per i compagni. C'è forse un fallo per di Lorenzini, l'arbitro lascia correre perché c'è il vantaggio sull'altra versante. Brignola all'indietro recupera la posizione il Catania, ci difendiamo tutti all'interno della nostra metà campo. Il Castrovillari che gioca con Stranieri, l'appoggio poi davanti per Brignola, stavolta arriva Forchignone che è stato un po' in ombra in questa parte centrale della prima frazione di gara, partito benissimo, tanti chilometri per lui, poi quella cerniera sulla versante di destra non si è sviluppata, solito Rapisarda, solita rincorsa, c'è un fallo che l'arbitro
non ravvisa, recupera con calma la posizione Capristo, poi posizione irregolare, palla che si perde fuori e si riprende a giocare con una rimessa con le mani da parte di Raffaele Brignola. Si rialzano nel frattempo i cori della Catania, ti ascoltiamo dalle due curve, una serie di palleggi, poi c'è gioco pericoloso da parte di Sarao che arriva con un piattone del piede alto. Sì, ci sta, no? Sì, sicuramente gioco pericoloso, dobbiamo stare attenti a non innervosirci, la squadra deve stare sempre sul pezzo, le partite si possono vincere anche al 91esimo, quindi nessun dramma, è una partita molto equilibrata, bisogna soprattutto evitare di prendere gol in questo momento e forzare quando è il momento di forzare. La lotta a centrocampo tra i due registi, Francesco Lodi sicuramente maggiore tecnica per lui, ma Cosimo Cosenza non mi sembra da meno in quanto a efficacia su terreni di gioco di queste categorie. Sì, sicuramente sono due giocatori espertissimi entrambi. Sarao nel frattempo, un la solita lotta e un destro, ma ecco, questa è una situazione che può diventare pericolosa. Con Rizzo all'interno del rigore non riesce la girata di testa da parte di Forchignone, che ovviamente si dispera per non avere raggiunto il pallone per tempo, ma era buona la manovra in tutta velocità. Lo scambio stavolta sul versante di destra con Rizzo, ancora una volta lui lo mette benissimo, però troppo profondo sul secondo palo, prova a recuperare la posizione Castellini, salta l'uomo Castellini, viene messo per terra, l'arbitro lascia correre, dice che non c'è assolutamente fallo, fischia il pubblico dello stadio Angelo Massimino in un momento in cui il Catania provava il tentativo di strappo. Somma all'indietro per Beters, Lorenzini, Lodi, Rizzo, testa alta di Rizzo, ecco, vedi Angelo, appena riusciamo a coinvolgere Rizzo stavolta cambia gioco il Catania e non ci arriva sicuramente Sarao. Più pericolosi, peccato, aggrediamo con maggiori uomini e questa poteva essere un'azione, ecco, un'azione più significativa da classico, da centravanti. Sarao era un po' più libero dalle maglie della marcatura, avrebbe probabilmente dovuto tentare di alzarsi qualche centimetro in più prima di andare ad impattare il pallone, che invece lo ha sorvolato inefficacemente. Peccato. Dobbiamo coinvolgere di più anche De Luca, che in questo momento dopo un avvio promettente si è un attimino spento, non riesce più a farsi trovare bene tra le linee, libero. Deve essere lui sicuramente a dare quella superiorità numerica di cui il Catania ha bisogno in questo momento. Francamente troppo poco per quello che abbiamo visto e soprattutto per quelle che sono le aspettative nei confronti di questo giocatore. Molto bene la catena di destra con Rapisarda, Rizzo e Forchignone, che corre come un pazzo Rapisarda. Sì. Forchignone raccoglie il pallone, lo scambio con Lodi, la posizione centrale del capitano della Catania, Rapisarda, il fraseggio ancora con Rizzo, prova a chiudere, anzi ad allargare il giro con Lodi, chiamato poi all'indietro per Somma, che manco a dirlo pensa per un attimo di girare il pallone a Beters, preferisce invece ricollocarlo sul destro di Lodi. Nessuno coglie il tentativo di lancio in profondità. Diciamo che c'era lo spazio per andare a servire Castellini, sì. Forse l'idea era questa, un attimino ha sbagliato la misura Lodi. Sì, lo ha stretto troppo il tiro, Castellini si trovava proprio largo sul versante di sinistra, bisognava probabilmente allargare il sinistro. Vedi Angelo come loro iniziano l'azione proprio da dietro, non hanno paura a iniziare l'azione dal loro portiere, si allargano i due centrali e cominciano proprio a iniziare una fase di possesso dal basso. Questa è un'idea proprio di gioco che sicuramente provano in allenamento e quindi è apprezzabile che se le stiano venendo a giocare senza paura del pressing del Catania. Dalla prima giornata di campionato, Carlo, tu che hai avuto la possibilità di stare in studio con noi, no, il Catania ha sempre invece rinunciato, ma abbiamo parlato ovviamente di uno stato ancora
non ottimale di fisicità, ma soprattutto di intesa dei reparti, di non partire dalla linea difensiva, ma anzi scavalcare con lanci lunghi a centrocampo la barriera avversaria. Nel frattempo un rimpallo favorisce Rizzo, lotta Castellini sul fronte di destra, sono in anticipo su di lui Bonofiglio, fa davvero tutte e due le fasi molto bene, poi arriva Castellini, recupera una serie di impalli, tocca l'arbitro, ma bisognerà riprendere nuovamente con palla agli avversari. I minuti ne sono trascorsi 40 dall'inizio di questa partita. Il palo di Lorenzini al minuto 33esimo, la giocata di Bonofiglio al minuto 13esimo, il tocco di mani all'interno dell'area di rigore non visto da parte del direttore di gara sul cross a mezza altezza di Rapisarda, il tocco di Moi, hanno un po' rappresentato questo primo tempo particolarmente complesso, perché come giustamente dicevamo con Carlo Breve, Castrovillari si difende bene ma non disdegna pure far partire l'azione. È una squadra che è venuta qui a giocarsela la partita, sono venuti a giocarsela, l'hanno preparata bene, stanno spegnendo un po' le nostre fonti di gioco della rigore con Forchignone, la mette in mezzo e qui non riusciamo a dialogare lì davanti come dovremmo. Sarao, dicevamo, è un giocatore utilissimo, però quello che probabilmente prendiamo nel fatto che lui crei lo spazio per l'inserimento delle mezzale lo perdiamo quando per l'appunto gli esterni non si inseriscono, no, e dobbiamo arrivare. Guarda come parte bene il Castrovillari dalle proprie retrovie, già sulla nostra tre quarti. Attenzione, in maniera pericolosa, perché c'è Lomma in possesso di palla, lato corto della rigore, la mette poi al centro, c'è Lodi con calma, c'è Rizzo che recupera. In questo momento siamo in difficoltà, siamo abbastanza lunghi, non riusciamo a fare delle azioni manovrate. Lodi, Lorenzini, Castellini, si fa vedere là davanti Giuseppe De Luca, troppo profondo il lancio, lo slalom di Mirko Moi che è il vice capitano di questa squadra, poi trovato, si snoda a destra la manovra offensiva del Castrovillari, c'è praticamente un'intera prateria da percorrere partendo da destra, si rialza Anzilotta dopo aver spedito il pallone alto sulla traversa, ma ha voluto fare tutto quanto. E questa qua deve fare la differenza De Luca. Eccoci qua con il movimento a rientrare, poi il pallone assolutamente ciabattato, però sì. Ha cercato di fare una situazione importante entrando nel campo, si è fatto trovare libero sul bene, cambio di gioco di Rapisarda e doveva concludere sicuramente meglio. Doveva concludere meglio, da pallone però così. Sono situazioni di gioco che devono esserci più costantemente. Il canale deve essere svelto a trovare dei buchi, in questo momento l'aveva trovato, ci vuole più qualità. Peters per Lodi, prova a ragionare Lodi, ma la mette in una zona di grande traffico, queste verticalizzazioni basse, Carlo, con l'attaccante supermarcato mi sembrano facilitino troppo quella che è la lettura tattica. Ma perché loro hanno i due difensori centrali molto forti fisicamente, sì, e quindi reggono la fisicità di Sarao. Bisogna trovare delle contromisure con proprio sia De Luca che Forchignone che possano entrare più dentro il campo. E ripeto, anche Vitale lo ha fatto poco ad accompagnare l'azione, un po' meglio adesso Rizzo che nell'ultimo quarto d'ora si è reso protagonista di qualche situazione più, è stato più intraprendente. Non danno riferimenti né Bonofiglio che parte comunque quasi sempre a destra, ma neanche Longo che invece spazia su tutto il fronte del campo partendo bellissima dal questa centro. situazione. Rapisarda, lato corto dell'area di rigore, la mette al primo palo, ma attenzione assolutamente alta per Stranieri e per Moi. Da questo lato Rizzo, il Catania è molto intraprendente con Rapisarda, Forchignone e Rizzo, nonostante magari poi perdiamo in qualità nell'ultima situazione, però il meccanismo della catena di destra funziona bene. Quella di sinistra finora assolutamente quella di sinistra inefficace. sta facendo più fatica, anche perché Castellini è molto bloccato, non è un
un incursore in Ma quella, anche è molto perché bravo Castellini- nella fase difensiva, un po' meno in quella offensiva. Ho la percezione che Castellini debba vedersela in prima battuta con Buonofiglio E se la vede anche, quindi esatto. se la vede con uno tra i E migliori Vitale oggi non è nella sua migliore giornata, ecco. e probabilmente nel Però- frattempo. Marco, quanti sono i minuti di recupero? Sono 2 minuti di recupero, Angelo. Ti dico anche che, come dicevate voi in commento, spesso dalla panchina sono più le braccia allargate su alcune azioni del Catania, anche perché si vuole il coinvolgimento anche dell'altro lato, del lato sinistro del gioco dei rossazzurri. Per quanto riguarda il Castrovillari, prima mi dicevi che cosa si sono detti, no? Con Pugliese. Intanto c'è il cross. Sì, pallone che viene allungato da Caruso, lo recupera Rapisarda, il controcross. Peccato perché arrivano questi palloni sul lancio di sinistra, lo smanaccia bene Caruso che non lo rimette al centro, lo mette proprio sull'altro versante di sinistra, si va a vedere Rapisarda, Lodi preferisce non servirlo, Forchignone, siamo all'altezza del cerchio, semicerchio che delimita l'area di rigore, ma attenzione perché può ripartire siamo 3 contro nuovamente 2 e quindi diventa il Castrovillari pericoloso. con Somma che Abbiamo tiene avuto, comunque il ritmo, insomma, in questo caso è stato veramente bravo a rallentare la ripartenza del Castrovillari. la ragione che mi sembra abbia qualche chiletto in più, non so Marco Carli, ma la sensazione che la ragione la ragione abbia davvero tante buone ragioni, anche tante buone forchette, no? Per uno che comunque viaggia veloce, fortunatamente non velocissimo, tant'è che Somma lo riesce a recuperare. La ragione si gira nello spazio, ma sicuramente un peso massimo per lui. Ha fatto una al giocata limite dell'area importante. di rigore. Bravo Better. Sì, bravissimo. Sempre pronto, sempre reattivo, è una sicurezza in questo momento per la difesa del Catania. Peters è un ragazzo veramente incredibile, mi piace perché ricordiamoci che è un classe 2003, ovviamente non è l'ultimo arrivato, Ma soprattutto l'atteggiamento è sempre molto tranquillo, dà proprio sicurezza a tutta la squadra. è ecco. finito il primo tempo. Nel frattempo, come dice Carlo Breve, nel frattempo inizia adesso il secondo tempo. Il Catania deve vincere di giustezza questa partita, accelerando il ritmo anche dei passaggi lì in mezzo al campo, dove i due tocchi diventano un lusso, quando lì in mezzo abbiamo giocatori del calibro di Lodi, del calibro di Rizzo, e soprattutto dobbiamo fare anche attenzione a quello che può succedere sull'altro fronte del campo, dove un Castrovillari che gioca una partita a viso aperto senza erigere barricate può creare sempre qualche scompenso alla difesa del Catania. Carlo? Sì, ancora siamo proprio nei secondi iniziali di questo secondo tempo e quindi, come ho detto prima, ecco, questa può essere una situazione importante. Vediamo se Forchignone con De Luca converge con la all'interno sua dell'area di tecnica rigore, prova la girata, ha fatto una buona cerca giocata. il Ha fatto palo. sicuramente una buona giocata, se si accentrava ancora forse un altro po' poteva tirare con più pericolosità, però siamo riusciti a trovare un Gioco di buco gambe, un rimpallo lo con favorisce, cattiveria, poi esatto. prova il destro a chiudere, lo chiude troppo, ma comunque sul primo palo mi sembrava comunque ben piazzato Leonardo Caruso. Doveva forse, come giustamente sottolinei tu, andare a cercare ancora uno step di profondità. Francesco Lodi, Forchignone, pallone sporco. Ecco, siamo arrivati tutte e due volte al tiro con gli attaccanti esterni e questo è importante, si sono fatti trovare bene tra le linee, ecco, questo è il leitmotiv della gara, dovrebbe essere questo. Anzillotta al centro, uno dei due colossi della linea siamo difensiva. più alti, riusciamo a esprimere un forcing maggiore e speriamo che sia così per tutto il secondo tempo. Sempre Anzillotta, rimessa con le mani a favore del Castrovillari, pallone che si alza sul cerchio di centrocampo, c'è la lotta con Lorenzini, con la ragione, vince il Catania con Rizzo, Lodi all'indietro, Lorenzini guarda lo schieramento dei compagni, poi preferisce avanzare, palla al piede, palla che supera la linea del campo, sul secondo tocco nel disturbo di Longo, ecco, guadagnano palla i il giocatori. Catania non deve farsi prendere dalla frenesia, dalla premura, essere più tranquillo, riuscire a girare meglio la palla e si a provare con calma delle situazioni di gioco, perché ripeto, le partite si possono vincere anche al 95esimo, ma avendo sempre gli stessi equilibri e mantenendo
Rapisarda nel e non frattempo, frenesia. scusami, con Sarao che anzi ci prova nella sua girata di testa, proprio Sarao, pallone che però si perde inefficacemente molto distante. La giocata di Rapisarda, il pallone sul sinistro e poi Sarao che non inquadra, non guarda per niente lo specchio della morta, viaggia a memoria, ma la memoria lo tradisce in questa circostanza. Occhio a Somma, recupera in seconda battuta all'indietro con i piedi per l'ottimo Peters, si è guadagnato una maglia titolare nel ballottaggio iniziale con Alessandro Groaz, ma mi pare che non ci siano ragioni per avvicendamenti di sorta. Ancora Rapisarda, quanti chilometri Rapisarda, il controllo col destro, poi lo mette al centro, il piede mancino, Lodi anche lui col sinistro, prova l'inserimento, recupera il Catania, Lorenzini con Somma, lì in mezzo Forchignone, all'elastico, solito intervento a destra di Giuseppe Rizzo, pallone che però arriva facile. Dobbiamo essere probabilmente più incisivi, rinunciare a questi lanci lunghi, soprattutto in considerazione che Sarao... Angelo. Sì, Carlo. Marco, solo scusami. per dire, vabbè, Marco Carlo ci sì, sta. Marco Carlo breve, esattamente. Cioè, solo per dirvi innanzitutto che c'è fra poco un cambio nelle fila del Catania, sta entrando Palermo, sì. E poi per dirvi che le indicazioni che sta dando Carlo breve durante la cronaca sono le stesse che arrivano dalla panchina. Zeoli dopo 30 secondi e anche Ferraro hanno detto calmi ai ragazzi, state ordinati in campo alla squadra, c'è il tempo, però dovete stare ordinati sul campo di gioco. Lodi per Rizzo, a destra l'onnipresente Rapisarda. È probabile Pallone che possa uscire uno tra Lodi e Rizzo se entra Palermo. Vedremo quale sarà l'indicazione da parte del tecnico. Difatti giustamente entra Palermo ed esce Francesco Lodi. È chiaro, per il computo degli under non può uscire Vitale. Esce Lodi, Rizzo prenderà sicuramente il posto di Lodi e Palermo ci deve dare freschezza, ci deve dare inserimenti e deve dare un po' di brillantezza in più al centrocampo del Catania. Non mi sembra particolarmente contento Lodi della sostituzione. Nessuno è mai contento quando esce, ma l'allenatore non deve fare contento nessuno dei suoi calciatori. L'allenatore deve fare delle scelte e basta. E questo schieramento a centrocampo con Rizzo aveva funzionato qualche settimana addietro, quando per davvero il recupero delle energie nel forcing delle partite tra domenica e mercoledì il tecnico rossazzurro Ferraro aveva scelto questo tipo di atteggiamento in mezzo al campo, dando a Rizzo le chiavi della cabina di centrocampo, rinunciando a Francesco Lodi. L'apertura sulla corsia di destra con Castellini, il fraseggio troppo lento però Carlo lì in mezzo al campo, diventiamo particolarmente prevedibili. Devono trovare questo... più situazioni importanti adesso. Diamo sempre Bravo. il tempo, attenzione perché stavolta Bellissima lo scometta palla all'interno dell'area di rigore, prova non l'ha chiusa l'inserimento bene Vitale, non la Vitale, chiude. va bene, però è Non stato la pericoloso il Catania in questa situazione, ha trovato sfogo sempre sulla fascia destra. Si candida ad una sostituzione, secondo te Vitale in questi secondi 45 minuti non ha brillato particolarmente nel primo tempo e potrebbe essere anche lui uno così impredicato di Sì, poter... per Vitale però dovrebbe entrare un 2004, non so se... E questo è il problema. e qui diventa... Non credo che Lubisciani possa entrare perché è un terzino sinistro, Buffa è un 2001 e quindi non lo può sostituire, quindi l'allenatore deve essere ragioniere in queste situazioni. L'unico giocatore che può sostituire Vitale è Lubisciani, quindi si dovrebbe... il gol e si è del trovato. Catania è incredibile il gol di Palermo. Beh, Questo dico, ragazzi le azzecca tutte quante con Sarao Sarao che mette la pallone in rete, l'uscita da parte ha fatto un gran gol dal tiro- limite, stavamo guardando quella dai che 25 metri è riuscito a calciare un calcio velenosissimo che ha colto di sorpresa Caruso. con Sarao la girata, palla che Caruso non riesce ad inquadrare
e questa è la giocata del centravanti. No, le hanno provate quasi tutte di testa e i palloni per Sarao, e invece è arrivato il gran gol d'autore. Ha ragione Sarao, perché il suo secondo gol diventa il capocannoniere di questa squadra, dopo che aveva battuto l'estremo difensore della Ragusa al 51esimo minuto nel corso di questa ripresa. Il gol incredibile di Manuel Sarao, la firma d'autore in una marcatura che ha visto comunque anche la complicità di Caruso, che praticamente non è andato a cercarsi il pallone, è stato ingannato dal movimento tra tante gambe, e con Sarao che però davvero la mira bene la palla, la mette all'angolino, dove aspetta che il pallone gonfi la rete prima di far esplodere tutta quanta la sua gioia all'indirizzo della curva nord, sotto la curva dei tifosi del Catania. Adesso abbiamo parlato Adesso le uscite sono più efficaci, come sì, vedi. In questo momento Vitale è riuscito a pressare bene il loro terzino destro, è riuscito a fare una pressione molto alta, quindi con la mezzala siamo riusciti ad aggredire il loro terzino. Ciò significa che il baricentro della squadra si è alzato e hanno trovato le giuste misure proprio dentro il campo. Manuel Sarao ritorna al gol dopo aver sbloccato il risultato a Ragusa, lo aspettava da tanto tempo questo gol, ed è arrivato non su quegli spioventi alti dove finora i difensori centrali nella circostanza, Moi e soprattutto Pietro Stranieri, avevano avuto la meglio, andandolo sempre a blindare in maniera costante, e invece nello stretto ha controllato bene, ha girato meglio, ha inquadrato in maniera perfetta. È arrivato troppo tardi Caruso. Tattico, sì, e sembra che Forchignone stia giocando proprio dietro Sarao, con Palermo sì, che si è spostato stabilmente sulla fascia destra, quindi sembra più un 4-2-3-1. e questa è la sensazione che abbiamo avuto nella misura in cui ancora una volta Sarao di testa, e adesso si è un po' slegato il Castrovillari, che aveva retto molto bene al tentativo offensivo della Catania, lo aveva difeso un palo nei primi 45 minuti. La mano di Moi, la miopia di Pasculli, nulla ha potuto fare con il tiro di Sarao, che giustamente, dopo aver tanto sacrificato della sua tecnica, sacrificato la sua tecnica per il beneficio della squadra, andando a creare gli spazi per i compagni di squadra, stavolta si è trovato davvero il tempo utile alla rovesciata, palla che si perde comunque fuori. Rimane comunque il gesto atletico di Sarao, che adesso sembra galvanizzato, 3 azioni una dopo l'altra, dopo aver realizzato il gol, la girata di testa, il pallone alto sulla traversa, il tentativo di rovesciata. Vedi com'è cambiata la partita, ha bastato un gol perché il Catania si sbloccasse, e un attimino il Castrovillari ha subito il colpo. Adesso il controllo di De Luca, poi cabina di regia, stavolta affidata a Rezzo, con l'apertura sul versante. Palermo è riuscito destra a staccare la partita, Angelo, sì, è riuscito a entrare subito nel cuore della partita e ha fatto già delle situazioni veramente importanti, quindi azzeccatissimo il cambio. Finora, diciamocelo chiaramente, Ferraro non ne ha sbagliato neanche una. Marco Carri, ci sono pronte altre 2 sostituzioni? Ci sono Jefferson e anche Sarno, usciranno De Luca e Sarno. E allora palla strozzata all'interno dell'area di rigore, prova Vitale a movimentare la manovra, non ci riesce, chiamato a rientrare nei ranghi, e quindi la sostituzione, esce Sarao. Incredibile per lui il momento poi della sostituzione, sicuramente era stato deciso qualche minuto prima del gol, ma adesso arriva per lui anche la standing ovation, ed esce Sarao, autore del gol partita e soprattutto di 3 azioni una dopo l'altra, che nulla
hanno a che vedere con quella prima fase di questo primo tempo. Proprio per Manuel Sarao entra Jefferson, seconda sostituzione, l'uscita di De Luca. Non cambia nulla dal punto di vista tattico perché è uomo per uomo, quindi Jefferson andrà a fare sicuramente la prima punta e il nuovo subentrato Sarno si piazzerà magari o a destra o a sinistra della fascia. Slot per De Luca, non è stata la sua migliore partita. Sarno però devo dire che l'ho visto abbastanza bene nei 25 minuti che è entrato mercoledì scorso. Anche a me non è Un dispiaciuto. giocatore che fa delle sue capacità tecniche, Esce la ragione, della sua verve invece, sicuramente le armi scusami migliori. Carlo, Sì. esce la ragione e Entra Potenza. ed entra Potenza e quindi entra un attaccante di ruolo. Ecco, adesso siamo di nuovo 4-3, quindi C'è un'altra sostituzione, Carlo. sì. Marco. Sì, sta entrando anche il numero 24 Caruso per Bonofiglio. E qui ci tolgono una spina dal fianco, perché, sicuramente il Catania si dispone di nuovo col 4-3. perché Caruso è un centrocampista centrale, no? E Bonofiglio invece abbiamo parlato di un trequartista, di un giocatore comunque in grado di andare a cercare lo spazio anche tra le linee. Quindi Sarno adesso è a piede invertito sulla destra, Forchignone a sinistra e Jefferson fa la prima punta. Lì in mezzo al campo tocca il suo primo pallone. Molto bene. Jefferson lo domestica bene. Adesso energie e uomini completamente diversi, stranieri, di testa, recupera lo spazio per Caruso. La partita è cambiata proprio radicalmente. Il Catania ha preso convinzione, ha preso sicurezza, mentre il Castrovillari sta subendo parecchio il colpo, non sta riuscendo più a ripartire. C'è Rizzo lì in mezzo al campo, si lotta anche a Rapisarda, ma l'arbitro non comanda un calcio di punizione. C'è Trovato, avanza, palla al piede, si fa vedere lì davanti Capristo, poi sfera che ritorna tra i piedi dei giocatori della Catania che ricominciano da Somma, poi Lorenzini, Somma, in avanti il Catania con queste corsie che adesso ritornano nuovamente ad essere presidiate in maniera chiara. Ci arrivano le immagini del presidente della Catania che festeggia il gol della formazione rossa-azzurra con l'uscita di Caruso che non ferra il pallone. Si era fatto trovare quasi pronto Jefferson che adesso guarda un po' sconsolato l'avanzata lì davanti di Palermo che è entrato molto bene in partita, la deviazione e poi Caruso che non afferra, consegna pertanto al Catania la possibilità di tornare a battere un calcio d'angolo dalla bandierina sotto la curva. Gol del Catania, incredibile, anzi no, perché per il guardalinee è gol. Poi Sarno realizza il gol della Catania, ma non abbiamo capito perché si è fermato il guardalinee ma anche il direttore di gara, e Sarno realizza il gol della formazione rossa-azzurra. Le azzecca tutte quante Ferraro, è incredibile quest'uomo. Il lancio che adesso rivediamo sugli sviluppi del calcio d'angolo e Sarno che mette il pallone in fondo al sacco, battuta sul primo palo, la girata in velocità di Sarno, che gol! E guardate tutto quello che succede qui allo stadio Massimino, è cambiata la partita, sono cambiati gli interpreti, non cambia incredibilmente al minuto 60° la bravura di Giovanni Ferraro. Chi entra segna, funziona così ultimamente e adesso ha segnato Vincenzo Sarno sullo stretto. Sai, con la panchina così importante che è il Catania, chiunque di questi giocatori che è entrato potrebbe essere il titolare tranquillamente, si ritaglierà degli spazi importanti, quindi è giusto che l'allenatore faccia nei momenti nevralgici della partita, dia spazio a chi
parte dalla panchina, soprattutto se c'è tanta qualità. Sarno è un altro giocatore che ha tanta benissimo il qualità. calcio d'angolo Palermo, è entrato bene in partita, Palermo ha spaccato la partita, ha avuto davvero un impatto devastante sulla partita, e anche quel tipo di calcio d'angolo tagliato, stretto, corto, diverso dai calci d'angolo che batte Francesco Lodi, no, che sono sicuramente architettonicamente meglio disegnati, però questo non te lo aspetti, e non ti aspetti neppure la giocata di Sarno che realizza il gol. Giovanni Ferraro è una specie di guru delle sostituzioni, non ci sono dubbi. 2-0 con Jefferson che viene toccato duro, e io direi subito di fare intervenire Marco Carli. No, vai a parlare. Io andrei a parlare con Ferraro, no? Cioè, no, facci adesso. No. Adesso ci avviciniamo, gli chiediamo se Sì. si sente veramente cosa. Intanto aspetta che c'era Pisarda, no, l'azione si perde. Ti volevo svelare, Sì. dire, dicevate la sostituzione, la prima, quella di Jefferson, no? Sì. Probabilmente studiata prima. Ti dico che dopo il gol di Sarao, probabilmente già erano d'accordo sulla staffetta, ma dopo il gol di Sarao hanno accelerato le operazioni per sostituire, per inserire Jefferson. Proprio un minuto dopo si sono confrontati Zeoli e Ferraro lo fanno spesso nel secondo tempo per decidere insieme anche come, poi la decisione finale ovviamente di Ferraro, che cosa andare a cambiare in campo. Qui è una bolgia, ti dico che da dove siamo noi, insomma, prima dopo il 2-0 si sentiva quasi un po' tremare la pista per l'esultanza dei tifosi del Catania dopo il 2-0 di Sarno. Grazie Marco, non ci sono dubbi, la tua postazione è privilegiata proprio perché puoi assorbire direttamente tutte le vibrazioni che giungono dai 14.593, ma siamo sostanzialmente oltre 15.000 all'interno dello stadio Angelo Massimino. Pensate un po', per una partita del campionato nazionale dilettanti, pazzesco, numeri però impressionanti. numeri impressionanti, ma questa squadra davvero merita quelle che sono i galloni della prima in classifica, quantomeno in condominio. Non sappiamo cosa stia succedendo in questo momento sugli altri campi per capire cosa e se il Catania oggi può guadagnarsi il primo posto in classifica solitario. Lo controlleremo cammin facendo e magari vi terremo aggiornati. C'è il calcio di punizione, però i minuti ne sono trascorsi 65. Cosenza, buona la sua prova oggi, un grande temperamento, giocatore che comunque ci è piaciuto per come ha retto la squadra nei primi 45 minuti. Poi incredibile perché Bonofiglio è stato sostituito e lì con Possiamo l'ingresso sapere in se campo, magari aveva qualche esatto, con l'ingresso di Palermo dal punto di vista e fisico. e può Hanno darsi. giocato tanto in questo Ecco. periodo e quindi magari aveva bisogno di rifiatare un attimino. Però ha tolto sicuramente il giocatore di maggiore levatura, non dico tecnica, ma tecnica, ma anche fisica, no? Quello che non aveva consentito al Catania quasi mai di muoversi sulla corsia di sinistra. Adesso la gioca Castellini, lancio lungo con la possibilità per il Catania di entrare all'interno dell'area di rigore con Vitale, poi Forchignone. Il dribbling di Forchignone, si porta il pallone sul sinistro, poi sul destro, incredibile, non ci Grandissima arriva. giocata di Ma Forchignone. che giocata, questa vale il prezzo del biglietto. Grandissima giocata proprio da attaccante esterno puro, fintando il cross di destro e poi se lo allarga col sinistro, sì, e poi di nuovo è tornato sul destro, ha messo una gran palla. Palermo non ci arriva davvero per un soffio. Jefferson. Ma che giocata quella di Forchignone. Mattia Vitale aveva cercato qualcosa, poi ha preferito dare palla a Forchignone, ha detto veditela tu, e lui se l'è vista davvero benissimo. E qui diciamo le scuole alte, seppur all'età giovane di una classe 2003, si vedono tutte quante la prestanza e la potenza fisica. Lorenzini, Vitale, sull'altro fronte Somma non ha avuto grandi difficoltà. Il colpo di tacco a seguire, la grande rincorsa della Pisarda che ancora ha benzina nel serbatoio, la mette al centro dell'area di rigore con Sarno, la girata che arriva però
Vedi Angelo, tra quando le braccia di Caruso, ma bravo così, bene così, siamo 2-0. quando nel 4-3 trovi un interprete come Sarno che gioca a piede invertito, favorisce tutti gli inserimenti sia della mezzala, e Palermo ha sfruttato tantissimo questa situazione, che del terzino. Quindi il Catania sta sviluppando sulla catena di destra di nuovo, con nuova linfa dal punto di vista fisico e tecnico, sta sfruttando tantissimo quell'out. La teoria di tanti tecnici, no Carlo, no? Del piede invertito, di mettere il sinistro a destra e il destro a sinistra, proprio per creare questo tipo di movimento. Oggi e soprattutto Salah, esatto, prima Robens, prima, insomma, questo fanno scuola, ecco. questo tipo di gioco che in un certo qual senso sbanda, no? Gli avversari, non gli dà il tempo In probabilmente Italia di... un po', per dare i paragoni alti, ce l'ha, insomma, Politano, un po' queste caratteristiche. Al centro con Jefferson, lo scambio lì davanti, si fa vedere Vitale che sta cercando comunque di correre tantissimo, il ragazzino classe 2004 della formazione rossazzurra, pallone che è uscito fuori dal rettangolo di gioco, il Catania riprenderà pertanto con una rimessa con le mani. 68 minuti, il presidente Rospelligra, al quale ovviamente andiamo a rivolgere un piccolo pensiero dalla nostra tribuna stampa, starà festeggiando per il gol di Sarao e per il gran gol di Sarno, e soprattutto per mago Giovanni Ferraro che le azzecca tutte. Un allenatore che Carlo, ci vuole comunque, una volta può essere fortuna, l'altra può Ma essere io conosco casualità. Giovanni Ferraro perché nel le azzecca 2010 lui allenava il Vico Equense Io Ladrano, un allenatore concreto con il quale ho fatto la finale di rigore, calcio di rigore per il Catania. Stavolta l'arbitro non ha avuto che dire, Forchignone si rialza e dice: dei ragazzi, fatevi sentire, me lo sono guadagnato. Anche lui tra i migliori di questa partita. Che ragazzo che è Michele Forchignone. E l'arbitro stavolta non ha potuto fare assolutamente niente, tutto parte, ho rimessa con le mani. Guardate il movimento di Forchignone, viene strattonato dalla maglia con una specie di valzer rigore stretto, netto, perché lui ha tanta forza, ha preso posizione sul difensore e l'ha costretto a un rigore. È stato non ci sono mezze poco misure. Intelligente il difensore a farsi prendere la posizione. Vediamo Dicevo di valzer, Ferraro che è un scusami, allenatore molto Carlo, concreto. ma intanto vediamoci il valzer dei rigoristi, Sì. no, perché lì vicino c'è Rizzo, c'è Jefferson che si candida per la battuta del calcio di rigore. Ovviamente in questi casi tra il centrocampista e l'attaccante il privilegiato, al di là delle gerarchie, normalmente Vuole fare gol, è chiaro, è il suo giusto, mestiere, è quindi giusto. E allora Rizzo, che non era poi si prende il pallone in mano. così felice, mentre Stranieri si prende il cartellino giallo, però ha fatto una bellissima partita Stranieri, al netto di qualche strattone di più. Ma attenzione, dagli 11 metri tutto è pronto per il calcio di rigore. Andreade, Sichera, Jefferson, il gol del Catania. Siamo 3-0 e dagli 11 metri Jefferson ci regala la ciliegina sulla torta di questa partita. Il fallo di Stranieri, la giocata che vale un assist dagli 11 metri di Michele Forchignone, il fallo e il calcio di rigore, la freddezza di Jefferson che realizza anche lui il suo gol in chiave rossazzurra. 3-0 per chiudere una partita virtualmente, no Carlo? È cambiata nel secondo tempo la gara. E guardate Jefferson. L'avevamo già detto prima, è cambiata totalmente. Lo strappo che ha dato Palermo con i cambi che ha effettuato Ferraro sono stati decisivi. Proprio di Ferraro volevo dirti che è un allenatore molto Carlo, concreto. abbiamo due capocannonieri a questo punto, no? Perché Jefferson è al gol numero 2 e anche Sarao è al gol numero 2, vanno a braccetto. Dicevamo? Sì, di Ferraro, che è un allenatore molto concreto. Io ho avuto modo di affrontarlo contro il Vico Equense nel campionato del 2010 e già lui era un allenatore molto concreto, ha fatto un ottimo campionato arrivando secondo. Noi con Ladrano, dopo una grandissima rincorsa, siamo arrivati quinti, abbiamo eliminato
nelle semifinali la Nissa di Boscaglia, in finale ci siamo trovati il La Vigo grande Equense, giocata di Lorenzini nel frattempo. affrontando in partita secca una squadra molto quadrata che ha vinto 1-0 e poi è stato ripescato in Lega Pro, quindi merito a Giovanni di fare della concretezza la sua arma migliore, sicuramente un ottimo gestore Il doppio e passo sta di gestendo Sarno. bene le risorse che ha, che la Doppio società è passo. stata brava a mettergli C'è a stato disposizione. doppio passo di Sarno, adesso Castellini, ma io direi a Marco Carli di prepararsi anche lui. Se vuoi ci sono. Sì, perché qua c'è area di sostituzioni anche tra le fila del Castrovillari. Del Castrovillari di sicuro entreranno Mirabelli e Aslani, mentre sta entrando Ferrara nel Catania che prenderà il posto di Somma. E quindi andremo a vedere sul fronte della linea difensiva la prova del giocatore. Mi sembra che sul 3-0 possiamo anche trovare degli spunti nuovi in attesa della prossima partita. Ricordiamo, si giocherà domenica. Finalmente Catania potrà rifiatare tutte le squadre per un turno, mentre peccato perché Castellini poteva amministrare meglio questo pallone. Con Somma sarà uno degli ultimi palloni che giocherà il centrale difensivo, che oggi non ha sofferto praticamente nulla insieme a tutta quanta la linea difensiva. C'è stato soltanto un buon inizio, poi ha amministrato bene il Castrovillari, ha retto per tutti i primi 45 minuti, favorito da un palo, favorito anche da una svista arbitrale. Poi il Catania è andato giù di giustezza, mettiamola così. Apertura sulla destra, taglia completamente il campo il Catania. Adesso c'è anche spettacolo per il gol, il 4-0 della Catania, e stavolta Jefferson si prende i galloni del capocannoniere. Ma che giocata quella di Sarno, da manuale, pazzesca, azione ragazzi. da manuale partita da un grande Sì. cambio di gioco di Rizzo, Sì. che ha trovato benefici con l'ingresso di Palermo. Il cambio di Rizzo di gioco ha trovato Sarno, che è entrato dentro il campo col mancino e ha favorito l'inserimento di Rapisarda. Cross perfetto, si è fatto trovare prontissimo Jefferson. Sarno, Rapisarda e Il Catania adesso sta Jefferson. dilagando e quindi ci sarà sicuramente qualche cambio per far rifiatare qualche giocatore. Dicevamo che entra Ferrara, esce Somma. Guardate che giocata con Sarno, e poi arriva col passo dell'attaccante puro Jefferson, Andrea De Seguera Jefferson, che si ricorda di essere un brasiliano e gioca a memoria su un pallone e su un'azione confezionata in maniera assolutamente impeccabile. Arrivato Jefferson, diciamo qualche settimana fa qui a Catania, si è subito ambientato bene, come succede a quasi tutti i sudamericani. E adesso la doppia sostituzione, Marco, scusami. Mirabelli per stranieri è la prima sostituzione, e poi entra Aslani, come ti avevo detto in Sì. precedenza, al posto del capitano Cosenza. Ti dicevo prima, dopo il gol del 3-0, diciamo che quello che coinvolge di più il pubblico del Catania è Rizzo, che Sì. appena dopo il gol diciamo aizza la folla, così possiamo dire, cioè porta il tifo del Catania ad alzare i decibel e chiama insomma il pubblico a dare ancora di più per esultare con questa squadra che sta facendo davvero bene. Ti svelo un retroscena, Angelo. Svelamelo, sì, tutti quelli che vuoi. Prima della partita, Sì. ovviamente siamo qui per cui parliamo con qualche giocatore del Catania che arrivano ovviamente, e tutti mi dicevano stiamo attenti a questa squadra, e l'abbiamo visto nel primo tempo, perché questa è una squadra che, anche se ha preso 4 gol oggi, 4 gol li aveva presi con la esatto. Cireale, però sono stati Completa- tutti errori difensivi, dicevano i giocatori del Catania, tanti giocatori del Catania mi hanno detto, per cui dobbiamo stare attenti e avere pazienza. Combinazione, la pazienza poi ha portato a questo 4-0 così importante. Bene, grazie Marco. Entra Giovinco, Sì, ancora quindi carosello di Vedi sostituzioni. Angelo quanto è importante avere una panchina forte che possa cambiare la gara nell'arco dei 90 minuti. Il primo tempo in grande sofferenza da parte del Catania, dove ha subito molto la verve e lo stare bene in campo del Castrovillari, e secondo tempo con lo strappo dato con i cambi di Palermo soprattutto, e poi l'ingresso di Sarno e gli altri, Jefferson, che hanno dato una marcia in più alla squadra, verve, quello che serviva.
La Mezia sta Quindi vincendo nel questo è frattempo fondamentale. 1-0 e quindi questa squadra non molla assolutamente la prima posizione in classifica, ma adesso siamo sicuramente primi in virtù anche della differenza da reti, con comunque un'annotazione che faccio a te Carlo e poi la faremo anche a Pidatella in studio, ma a spezzare e a rompere l'equilibrio della partita ci ha pensato secondo me proprio Ferraro nella scelta di mettere Rizzo, farlo tornare il regista di questa squadra e quindi consentire alla squadra di non avere due giocatori omologhi, no, che sono Lodi e Rizzo, ma di giocarsela probabilmente utilizzando molto meglio le mezzale e cercando la profondità con giocatori ovviamente con cambi importanti come quelli di Palermo, come quelli di Sarno e come quelli di Jefferson, che a questo punto diventa il capocannoniere di questa squadra. Gol a Ragusa, 2 qui allo Stadio Massimino, uno dal dischetto, l'altra con una grandissima giocata di Sarno. Adesso amministra il Catania, la giocano all'indietro per Beters quando è stato chiamato in causa anche il portierino del Catania. È stato davvero un giocatore sempre molto attento, molto reattivo. Cabina di regia, non mi dispiace affatto Giuseppe Rizzo con la fascia da capitano in questo momento in cabina di regia. Ovviamente il Catania ha davvero tanta abbondanza. Lorenzini lì in mezzo può permettersi qualunque lusso con calma. Sarno, il taglio sulla corsia offensiva di sinistra, deve raggiungere il pallone troppo profondo a Castellini. Applausi comunque per lui, ha corso tanto e non sempre particolarmente fortunato. C'è la sostituzione, Marco. Esce Rizzo per fare il suo ingresso in campo Giovinco. L'hai apprezzato tu in questo suo ruolo davanti alla difesa che aveva interpretato anche Alicata, Sì. adesso sta per uscire dal campo e sono sicuro che coinvolgerà nuovamente anche il pubblico che già lo sta applaudendo, perché anche oggi ha fatto una prestazione sicuramente convincente. Che partita quella di Giuseppe Rizzo, che si strappa gli applausi del pubblico dello stadio Angelo Massimino. Tanta fatica, tanta corsa. Mi è piaciuto di più quando gli sono state affidate le chiavi della regia, ma è stato sempre un giocatore provvido di tanti E adesso passaggi. cambia modulo tattico il Catania. Giovinco si è andato a disporre alle spalle di Jefferson e quindi è un 4-2-3-1 secco con Palermo e Vitale che sono in mezzo al campo con un centrocampo a 2. E quindi andremo a capire con proprio lo spostamento del ragazzino a maglia numero 24 della Catania in posizione più centrale. E qui La partita ha ben poco da dire adesso, Angelo. sì, Servirà 4-0 per insomma prendere minuti per i giocatori che hanno giocato un po' meno, tenere questo risultato o magari affondare qualche altro colpo e dare un po' di entusiasmo magari a Giovinco, che ancora le considerazioni però che faceva gol. Carli prima quando ha raccolto le dichiarazioni informali dei giocatori del Catania. È vero che il Castrovillari aveva preso 4 gol contro la Cireale, si era smontato per avere giocato buona parte della partita in inferiorità numerica e per errori difensivi. Qui invece forse di errori difensivi ce n'è stato uno, ha retto molto bene nei primi 45 minuti, più merito sicuramente del Catania che demerito dei difensori del Castrovillari, giocato nonostante rigore procurato stranieri, giocato bene Moi, a quale gli è andata di lusso nei primi 45 minuti e tutto sommato la linea difensiva si era comportata bene. Poi una lettura sbagliata di Caruso, ma troppo poco per non considerare invece i gesti atletici dei giocatori della Catania, che adesso fraseggiano corto. Castellini, Lorenzini, nuovo entrato lì in mezzo al campo con Ferrara, tra i due centrali difensivi. Rapisarda, corso tantissimo,
Ora Pisarda è ancora, mi sembra, uno dei giocatori più in forma in termini assoluti del Catania. Lorenzini, si parte calmi con Vitale, adesso sono i compagni di squadra a dare maggiore supporto al numero 24 della formazione rossazzurra, che forse si trova più a suo agio in una posizione centrale rispetto a quella, certo, ovviamente risultati acquisito, Carlo, giusto, però e poi la grande giornata di Forchignone, che rimane uno dei crack di questo Catania. Allora, in per termini quanto assoluti. riguarda Vitale, ci sta che un giovane del 2004 possa alternare delle giornate di grandissimo spolvero, altre un tantino più in ombra, Però ecco. incoraggiamolo, mi sembra Ma giusto. mi sembra giusto sottolineare, insomma, il grande talento di questo ragazzo, che ha delle grossissime qualità. In prospettiva sicuramente farà parlare di sé nel calcio che conta, ecco. Entra in campo Filomia, che è uscito Marco. Brignola, Angelo. Benissimo. E ormai penso che entrambi gli allenatori abbiano ritenuto acquisita la partita. Punto esclamativo della linea difensiva del Catania si chiama, senza ombra di dubbio, Filippo Lorenzini. Che giocatore, che lusso per questa categoria. Non abbiamo patito nulla, ma è sempre presente. È un altro di quelli davvero che... Sicuramente un leader della difesa, il leader della difesa del Catania, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che la personalità. Sempre sul pezzo, difficilmente si deconcentra. Ho sentito anche parlare, è un piacere sentirlo parlare, perché C'è nel frattempo un lancio dalla sinistra all'interno della rigore senza nessuna difficoltà. Beters, può partire invece il Catania, può provare a mettere in movimento Giuseppe Giovinco, il movimento, ma che belle giocate che però il Catania è riuscito a sviluppare nei secondi 45 minuti, e soprattutto 4 gol che raccontano una superiorità tecnica che si è sviluppata tutta quanta nel secondo tempo. È inutile, Castrovillari ha retto anche con grande ordine nel primo tempo. Adesso ovviamente si aspetta soltanto che l'arbitro fischi la fine della partita. Impensabile poter recuperare 4 gol a questo Catania, mentre il Castrovillari prova a manovrare con Trovato. Lo scambio, ancora il pallone nel sinistro della 21, poi Filomia, centrale per Moi, si fa vedere anche Mirabelli, con il Castrovillari che non varca la linea mediana del campo. Tanta corsa durante buona parte della partita per Sebastiano Longo, che è partito da esterno, che adesso davvero ormai ha il livello della batteria quasi al minimo. 4 gol subiti, o meglio 8 gol subiti nelle ultime 2 partite a distanza di 4 giorni, sono davvero un bottino improvvido per il Castrovillari, che per quello che abbiamo visto nei primi 45 minuti è comunque una squadra che ha dato poco spazio, anche giocato un buon calcio. Gioco fermo nel frattempo, fallo su Castellini che si rialza, Trovato è l'autore del fallo, e adesso arriva il calcio di punizione battuto dalla Catania. Apre sulla destra, partita virtualmente finita, minuto 86, con il pubblico che è tornato ad aumentare il numero di presenze allo stadio Massimino. 14.593 sono i presenti allo stadio, e chissà quante migliaia di persone che ci stanno seguendo dai televisori e quanti ci stanno seguendo in streaming da tutte quante le parti del mondo, che ovviamente in tutti e due i casi ringraziamo per l'affetto che ci dimostrate
partita dopo partita, domenica dopo domenica, match dopo match, gara dopo gara, e mi pare proprio il caso di dire vittoria dopo vittoria. Bravo, bravo Angelo a sottolineare questo, perché ormai si deve mettere da parte questi 8 gol in queste 2 gare. I complimenti si devono mettere da parte, gli entusiasmi si devono spegnere e concentrarsi e lavorare bene in settimana per preparare sta gara in trasferta in quel di Marigliano. Sarà una partita in un campo di categoria inferiore, dove varranno tantissimi altri fattori, quindi bisogna prepararla dal punto di vista della battaglia, di rispondere colpo sul colpo a una squadra di categoria, e dal punto di vista mentale il Catania deve arrivare ancora più con più ferocia rispetto a mercoledì e oggi, perché sennò diventa difficile. Ogni gara fa storia a sé. Se il Catania pensa di andare lì e trovare un tappeto rosso steso dagli avversari, sbaglia di grosso, quindi saranno bravi sicuramente gli uomini dello staff di Ferraro a preparare in un certo modo la gara. Mariglianese Catania si giocherà quindi domenica, ricordiamo, alle ore 15, e sarà una partita che ovviamente torneremo a seguire dopo che però la formazione rossazzurra continua ad avere predominio della vertice della classifica. Finora 5 partite, altrettante vittorie per quello che è stato il cammino della formazione di Giovanni Ferraro, al quale ovviamente non chiederemo l'alchimia finora che ha praticamente condotto il tecnico rossazzurro a dare una specie di pozione magica a tutti i giocatori che subentrano nei secondi 45 minuti. Quasi quasi converrà a chi vuol far gol entrare a partita in corso dopo la sostituzione di Ferraro, perché è alta la probabilità di fare assist o di fare il gol. Nel frattempo la Mezia che conferma la volontà di essere un altro outsider di questo campionato. Battuto il calcio di punizione da parte del Castrovillari, con palla che in seconda battuta sorvola ampiamente la traversa della porta difesa da Klaus Beters. Linea difensiva, vogliamo analizzarla, Carlo, del Catania perfetta, no? La partita, sì, la linea difensiva abbiamo sofferto, fatto bene il suo lavoro sicuramente dopo un avvio in cui il Castrovillari è messo in difficoltà, ma volevo sottolineare insomma anche il fatto che il Lamezia è sicuramente un avversario da temere durante tutto l'arco del campionato. Si è risposto con 5 vittorie su 5, quindi sarà un campionato duro, dove magari poi gli scontri diretti saranno determinanti, ma partita dopo partita bisogna avere sempre questo atteggiamento, questa intensità, perché il Lamezia, il Trapani, che ancora deve recuperare 2 gare, certo, sono sicuramente degli avversari che daranno filo da torcere al Catania. Intanto Mariglianese Catania non si gioca a Marigliano, ma si gioca a Cercola. Siamo 11 km distanti dall'aeroporto di Napoli, in una struttura che abbiamo visto è anche giovane e mi sembra anche in buono stato di manutenzione. Sarà probabilmente, abbiamo ancora poche indicazioni, ma dovremmo giocare sul sintetico. Questa è la percezione che abbiamo avuto. Ovviamente si ospita la prima in classifica e tutti quanti cercheranno di fare la partita più importante, quantomeno per mettersi in mostra e poter dire: siamo stati noi a bloccare il cammino della Catania. E a questo deve prepararsi la formazione di Giovanni Ferraro. Marco, sì, sentivo prima le parole di Carlo Breve, no? Che diceva sì, restare concentrati eccetera. Ti dico, adesso in panchina si festeggia ed è giusto così, perché 4-0 a 2 minuti, i minuti di recupero sono 3, sì, ne mancano 2 adesso alla fine della partita. Vedo Somma, De Luca, Rizzo che insomma festeggiano, ma fino a 5 minuti dal 90° c'era anche concentrazione, ancora concentrazione in panchina, osservavano tutti i movimenti dei compagni e si confrontavano. Credo che ci sia veramente l'ambiente giusto, come spesso succede quando arrivano anche le vittorie. E le vittorie sono arrivate dall'inizio di questo campionato e di questa stagione
con una Catania che, seppur ancora al 70%, 75%, ha sempre trovato il rimedio giusto per addomesticare gli avversari e che oggi, in una partita complicata, complessa e difficile, ha chiuso anche la pratica nei confronti del Castrovillari. Ma sicuramente il lavoro dell'allenatore è facilitato dall'ambiente che si è creato intorno a questa squadra, società che ha lavorato benissimo, che non fa mancare nulla ai giocatori, e quindi è chiaro che si crea un gruppo importante e tutti si sentono importanti e interessati. È bravo l'allenatore a dare spazio a tutti i componenti della rosa e si crea questa alchimia, questa simbiosi. Tutti giocano per i propri compagni, ma non dimentichiamoci che anche l'anno scorso, 2 anni fa, il gruppo dirigenziale, proprio l'aspetto tecnico era stato fatto bene dal direttore Pellegrino. C'è stato uno scontro nel frattempo dai collaboratori, insomma, a centrocampo, e mancava qui una proprietà importante. è stato davvero bruttissimo il fallo subito da Forchignone, davvero Caruso è entrato da killer su Forchignone, assolutamente inutile al risultato acquisito, ma vogliamo rivederlo. Io ringrazio ovviamente la regia da studio. La partita era conclusa, risultato di 4-0, non è stata neppure Sono una falli gara, questi esatto, qua purtroppo di guardalo, frustrazione. guardalo, allora c'è Forchignone che recupera il pallone, Sì, un fallo di frustrazione, sì. Sì, e arriva questa botta davvero soltanto perché dobbiamo ricordarci che questa è la categoria, Carlo, no? Sì, a volte... queste cose succedono anche in Serie A. Comunque dicevo, la società di oggi ha tutti i mezzi e questo gruppo può fare un ciclo vincente e riportare il Catania nelle categorie che contano. C'è grande entusiasmo, tutte le componenti stanno navigando, tutte remando verso un obiettivo. Si è infortunato anche Simone Caruso, speriamo che non sia comunque nulla di grave né per l'uno né per l'altro. Si è rialzato invece nel frattempo Michele Forchignone e la partita è ferma. Erano 3 minuti di recupero, mancavano davvero una manciata di nanosecondi. Penso che l'arbitro farà rialzare il giocatore della Castrovillari e poi fischierà 3 volte la fine di questa partita. Ha ricevuto una botta e anche il suo da dire, da ridire. Spero che non sia francamente nulla di particolarmente serio, ma borsa del ghiaccio, l'ingresso non è stato dei migliori di Caruso, poi evidentemente sul braccio largo di Forchignone gli è arrivata forse anche una manata, ma niente di grave né per l'uno né per l'altro. Fatto sta che quando mancavano 5 secondi alla fine di questa partita era perfettamente inutile. Rientra Forchignone, ci aspetta ancora qualcosa Caruso e la partita finisce proprio in questo istante. Il Catania, dopo Ragusa, San Luca, Licata, Vibonese, guadagna i 3 punti contro il Castrovillari. Stretta di mano tra i 2 allenatori Giovanni Ferraro e Carmine Pugliese, si scambiano le opinioni i 2 tecnici.